tre simboli essenziali del Cammino di Santiago. Il primo è la conchiglia appunto è il simbolo del cammino, e questa conchiglia è rimasta appesa al mio zaino per tutto il percorso. Il secondo fondamentale sono le credenziali. Le credenziali è quel documento che ti permette l'accesso a tutti gli alberghes e per pellegrini, e ogni giorno viene apposto un timbro che certifica il tuo passaggio. Ce n'è uno in particolare al quale io tengo molto, che è questo, che è il timbro che mi è stato messo in questa scuola dove io sono stato. La scuola si chiama appunto, è il Giardino dell'Infanzia, la casa sull'albero, e sotto al timbro c'è la firma di questa bambina che si chiama Nicole. Questo serve poi alla fine del percorso, quando si arriva a Santiago, a ottenere il documento finale, che è la compostela, il certificato che attesta l'avvenuto pellegrinaggio. Questo in particolare è un simbolo molto importante, poi capirete perché. Io non sono nuovo a cammini, ne ho fatti diversi in questi ultimi anni, ma in particolare quello che vi racconto oggi è il cammino portoghese. Il cammino portoghese che attraversa il Portogallo, entra in Spagna e arriva a Santiago, che è stato fatto in un preciso momento della mia vita, perché l'ho fatto il settembre scorso, nel settembre 2023, perché iniziavo appunto una nuova mia vita, che era la vita da pensionato. Io ho fatto il maestro elementare qui nel paese di Moriago per moltissimi anni, e questo settembre, che era normalmente il periodo in cui avrei dovuto ricominciare l'attività scolastica, ho voluto dare un nuovo inizio alla mia vita facendo appunto il cammino portoghese. I cammini sono sempre, come dire, hanno sempre, almeno per me, una motivazione importante. Questa lo era per me, dare questo nuovo segno di inizio, iniziare in un periodo in cui normalmente avrei cominciato la scuola, iniziare qualcosa di diverso. I cammini ovviamente iniziano con la preparazione, con uno zaino. Lo zaino devi portare via l'essenziale, e lo zaino è un po' una metafora di vita, per cui devi assolutamente capire che cosa ti serve e che cosa non ti serve, e con quello poi poter vivere tutto il resto dei giorni cercando di adattarti a tutte le situazioni che cambiano o meno. E io ho voluto iniziare il cammino in un luogo molto particolare, che era un luogo a me caro, che era Fatima, che è un po' più a nord di Lisbona, e da lì poi sono partito. Io faccio di solito i cammini in solitaria, perché mi piace poter godere degli incontri, assaporare i luoghi che attraverso in modo lento, poter fermarmi dove preferisco, oppure continuare in un paese diverso, e insomma tutto questo mi permette anche una certa forma di riflessione personale, che è fondamentale quando uno intraprende un percorso di questo tipo. Durante i cammini, io appunto in passato avevo già fatto anche il cammino francese, succedono degli incontri, e in questo preciso cammino ci sono stati degli incontri molto particolari. Dopo, per esempio, io fin dalla prima sera in cui sono stato a Fatima, ho conosciuto un altro pellegrino croato con il quale abbiamo continuato il cammino. Normalmente non succede, ma questa volta è successo. E abbiamo camminato insieme per 3 giorni consecutivi, fino ad arrivare alla prima grande città, che è Coimbra.